Imprenditori veneti che sempre più spesso decidono di abbandonare il paese per cercare fortuna in altri stati europei. Nell'ultimo periodo la tendenza è quella di spostarsi verso la Spagna. La conferma arriva da un avvocato che spesso segue gli imprenditori che decidono di emigrare con le loro attività. Ecco perché la Spagna viene scelta dagli imprenditori del nostro paese. Il primo e più banale, se vogliamo, è la fiscalità, che in Spagna è leggermente inferiore in termini generali rispetto alla fiscalità applicabile alle imprese italiane. E poi l'ecosistema, cioè la Spagna è un paese naturalmente più giovane rispetto all'Italia e ha una verve diversa. Un imprenditore veneto che arriva in Spagna si ritrova forse un ambiente che magari c'era in Italia una quarantina di anni fa. La Spagna ha un sistema bancario, come sapete, un sistema finanziario solido con grandi banche. La cosa non può che facilitare e aiutare gli investimenti anche degli investitori stranieri. Tra i settori che scelgono di andarsene ci sono soprattutto le aziende che si occupano di costruzione di energie rinnovabili. In Spagna trovano un terreno fertile. È un paese in cui c'erano da fare le infrastrutture, sono state fatte, però devono essere mantenute e lo Stato spende e investe effettivamente nella costruzione e nel mantenimento delle infrastrutture esistenti. E poi c'è l'edilizia residenziale, che è sempre un importante fattore di produzione e crescita economica per la Spagna. Quindi direi che sia il settore in cui poi, con tutto il corollario di attività che ci sono attorno alla costruzione, quindi anche le energie rinnovabili. C'è da dire però che anche la Spagna guarda con molto rispetto il nostro paese e il Veneto è una delle regioni che maggiormente viene vista come sede produttiva. Il Veneto è una delle regioni, forse la regione campione italiana in quanto a produttività e serietà nell'impegno di fare impresa, quindi so di molte imprese spagnole che vorrebbero avere più rapporti con il Veneto nello specifico.